raccontata come una finale di calcio. La finale di calcio, quella vera e propria di ieri sera, ha tolto un po' di vernice retorica a un'operazione che era stata confezionata e sembrava di vedere i telegiornali dell'Istituto Luce in questi giorni. La verità è che in Italia c'è un sistema lobbistico fatto di grandi gruppi editoriali, di grandi gruppi finanziari e bancari che, diciamo, considera insopportabile l'esercizio del dissenso. Non c'è l'olio di ricino, ma c'è qualcosa di molto simile, c'è finire nelle liste di proscrizione dei grandi quotidiani di questo paese, c'è l'impedimento al dibattito. Allora voglio dire questo, compagni e compagni, non pensiate che io abbia la formula in tasca. Dobbiamo veramente in questa fase diventare furbi come serpenti e pure come colombe, perché ci vogliono mangiare con un boccone. I discorsi di alternativa, se vengono spiantati dalla terra di lavoro, se la questione sociale viene derubricata e se la contesa progressivamente va su un terreno politico che vive appeso per aria e se l'agenda minima del cambiamento non è un avanzamento in termini di diritti civili e di diritti sociali, di che cosa parliamo? Ma noi dobbiamo fare in modo di spiazzare tutti i nostri avversari, quelli esterni e quelli interni. Ha ragione Luigi, la sommatoria algebrica dei partiti non ci porta da nessuna parte. Se poi al centro della somma algebrica c'è l'asse privilegiato tra il Partito Democratico e l'UDC, diciamo, se c'è al centro l'asse D'Alema-Casini, per quello che mi riguarda io militerò con tutta l'energia che ho dentro di me in una parte alternativa e antagonista a quest'altra, perché